Una giovane donna, tratta in salvo dai carabinieri lungo i binari nei pressi della stazione di Ronchi dei Legionari Sud, è accaduto nella tarda serata del 16 gennaio scorso, ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi. A dare l'allarme è stata la madre della giovane, segnalando ai carabinieri di Monfalcone che la figlia si era allontanata dal pronto soccorso in stato confusionale, manifestando intendi suicidi. I militari che hanno risposto sono riusciti a geolocalizzare la giovane, che aveva con sé un cellulare nei pressi della ferrovia Trieste-Venezia. Dunque hanno chiesto alla Polfer di interrompere il traffico dei treni in transito lungo la linea, avviando le ricerche attraverso una pattuglia del nucleo operativo radiomobile. I militi giunti nei pressi della stazione ferroviaria hanno percorso a piedi i binari fino a quando hanno trovato la donna che camminava al centro degli stessi. Utilizzando torce sono riusciti a segnalare la loro presenza al macchinista di un treno proveniente da Venezia, che era già nel tratto quando il traffico ferroviario era stato interrotto. La donna è stata poi accompagnata a bordo di un'ambulanza che l'ha portata nell'ospedale locale per gli accertamenti sanitari. Con l'introduzione del secondo treno ibrido Blues prosegue in Friuli Venezia Giulia il programma di investimenti previsti dal contratto di servizio tra Trenitalia e Regione Friuli Venezia Giulia del valore di circa 400 milioni di euro. Il viaggio inaugurale del nuovo convoglio si è tenuto oggi con partenza da Trieste Centrale, arrivo a Portogruaro, alla presenza nel primo tratto del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Il convoglio, spiega Trenitalia, entrerà in servizio sulla linea Maniago-Sacile ed entro il 2024 è prevista la consegna di ulteriori 6 treni Blues e 7 Rock per i servizi regionali e regionali veloci. Il treno Blues mette a disposizione 265 posti a sedere e posti anche per le bici. È dotato di un sistema di videosorveglianza, informa Trenitalia, monitor LCD in grado di fornire informazioni in tempo reale ai viaggiatori e un sistema di climatizzazione regolato in modo automatico sulla base del numero delle persone presenti a bordo. Vedete la telefoto, parliamo di PR Fairs, Bini, bando da oltre 13 milioni di euro per investimenti digitali. Allora agevoliamo il servizio. Assessore Bini, è stata disposta in giunta una misura importante per la digitalizzazione delle imprese. Oggi abbiamo approvato di concerto con l'assessorato alle finanze questo importante bando di oltre 13 milioni di euro. Un bando che vedrà la propria apertura il 14 marzo e rimarrà aperto fino alla fine di aprile. Con questa misura interverremo sugli investimenti sulla digitalizzazione a favore delle piccole e medie imprese e dei professionisti della nostra regione, quindi un'ulteriore e importante misura messa a disposizione delle imprese della nostra regione al fine di traguardare il futuro con una certa serenità. Largo Isonzo a servizio delle scuole, ha approvato il progetto esecutivo della nuova area esterna sportiva attrezzata a Monfalcone. Nelle prossime settimane l'affidamento dei lavori. Ad annunciarlo questa mattina il primo cittadino, Anna Maria Cisint, il consigliere con delega Irene Cristin, il RUP Andrea Ceschia insieme al direttivo del Circolo Noi San Giuseppe di Monfalcone Luca Waldner e al parroco Don Paolo. 920 metri quadri tra via Natisone e via Isonzo che verranno adibiti ad area sportiva polifunzionale esterna per un valore di 800.000 euro. I fondi regionali, ottenuti grazie a un bando a cui il Comune ha partecipato e vinto, porteranno alla realizzazione di diverse aree accessibili e fruibili per bambini e ragazzi di tutte le età. Grazie per la visione all'ascolto, terminiamo qui questa edizione live, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.